Da Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. A te la linea, Antonino. Grazie, cara Sveva, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 968 di oggi, lunedì 31 marzo dell'anno del Signore 2025. Da 970 cominciamo il conto alla rovescia, va avverto, Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, lo avete appena ascoltato, la rassegna stampa di Semivarin, le videopillole e molta altra bella robetta ancora. Quindi radiolibertà.net, che è un giornale online. Orbene, noi vi diamo anche le nostre coordinate a cui incrociamo: 340 670 9659 se avete voglia di mandarci zap o whatsapp, che dir voglia, anzi, oppure 029294 7222 per il telefono quando lo dirò io. Orbene, detto tutto ciò, io direi che se tu sei pronta, cara Sveva, abbiamo come sempre lui, implacabile come non mai, Pierluigi Magnaschi con il diritto e rovescio. Vai! Per iniziativa del Regno Unito e della Francia è avvenuto un altro e inconcludente incontro dei cosiddetti sedicenti volonterosi, che sono i paesi europei che sono disposti a parole a schierarsi in difesa dell'Ucraina dopo che questo paese è stato di fatto abbandonato dagli Stati Uniti. Avendo inventato un nome efficace per descriversi, il paese europeo che non partecipa rischia di essere automaticamente classificato come non volonteroso nella difesa dell'Ucraina. Se non che il Regno Unito, che non fa parte della UE, e la Francia, che ne fa parte ma è ostile all'Europa unita, non vogliono certo rafforzare l'Europa, anche perché non ne hanno i mezzi, rendendola capace di difendersi e di difendere Kiev, ma vogliono solo disarticolarla e distruggerla per potersene meglio spartire le spoglie. Infatti nel breve periodo l'Europa si difende solo aumentando la contribuzione dei vari paesi alle spese della NATO, che va mantenuta perché è l'unico scudo militare possibile e risolutivo per il vecchio continente. Ancora una volta al top con Pierluigi Magnaschi alle 18, 20 minuti e 43 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Sempre Antonino Danna al microfono con voi.
Tra qualche minuto noi entreremo in comunicazione con l'onorevole Cattoi che sarà nostra gradita ospite a qui Parlamento, perché l'onorevole Cattoi è coinvolta in questo convegno Tumore al pancreas, il futuro delle cure tra innovazione e nuove tecnologie, che si è tenuto quest'oggi alla Camera dei Deputati. Quindi proveremo a fare il punto della situazione, il tumore al pancreas, la salute, insomma, temi molto delicati, e sentiremo il suo intervento, sentiremo le sue parole, il suo parere. Detto ciò, noi diamo un'occhiata alle agenzie, vediamo che cosa succede nel mondo. L'ANSA apre con Trump che sfida i giudici e deporta altri 17 prigionieri nel Salvador, nonostante una corte d'appello americana abbia confermato la sospensione delle espulsioni di venezuelani. Ancora, Marine Le Pen, condannata a 4 anni, ineleggibile per 5, la solidarietà di Putin e Orban. Questa è a livello continentale la notizia del giorno. Dazi USA fanno paura, l'Europa chiude in calo, e poi il rimbalzo dell'inflazione a marzo, il carrello della spesa più 2,1%. Ma adesso mettiamo tutto questo da parte e qui Parlamento. Qui Parlamento. Or dunque, io ho il piacere di ritrovare e saluto l'onorevole Vanessa Cattoi. Buonasera e bentornata. Grazie a voi, buonasera a tutti i vostri radioascoltatori, grazie per l'invito. Prego, con molto piacere. Senta, oggi c'è stata una molto interessante iniziativa in quel della Camera dei Deputati, ce ne vuole parlare? Sì, abbiamo fatto settimana scorsa, di la verità, una conferenza stampa proprio per trattare il tema del futuro delle cure tra innovazione e nuove tecnologie relativamente al pancreas. Ecco, come coordinatrice e presidente dell'intergruppo Insieme per un impegno contro il cancro, ritengo importante e fondamentale questi tipi di incontri, perché a questa conferenza stampa non c'ero solo io, c'era anche il presidente della Fondazione Unipancreas, c'era il dottor Giovanni Butturini, c'era anche Erika Pizzocaro, che è la vicepresidente sempre della Fondazione, che è anche una biologa e nutrizionista. C'era anche Nadia Lombardi, che era in rappresentanza proprio dell'associazione dei pazienti, in particolar modo dell'associazione Nastro Viola, che si occupa proprio nello specifico dei pazienti che sono affetti da tumore al pancreas. E poi c'era Mario Bussone per la parte dell'UNCE, e quindi per la rappresentanza degli enti territoriali. E durante questo dibattito è stato interessante innanzitutto come coordinatrice dell'intergruppo Insieme per un impegno contro il cancro, perché abbiamo avuto modo di approfondire la tematica di una patologia di cancro assieme anche all'onorevole Maddalena Morgante, che si occupa nella Commissione Affari Sociali e quindi Sanità anche del tema delle malattie oncologiche, di trattare una patologia come quella del tumore al pancreas. E devo dire che i dati che sono emersi anche durante la conferenza stampa ci dicono come effettivamente la patologia del tumore al pancreas, è vero, è quella più violenta, è quella che ha una rapidità di diffusione e anche una certa tendenza alla recidiva. È vero che le statistiche ci dicono che la percentuale soprattutto di sopravvivenza rispetto a questa patologia è molto bassa, cioè da quando inizia 1 su 3 a un anno, diciamo, hanno la recidiva, e le statistiche che ci dicono come ci siano soprattutto dei fattori di rischio che comportano ad aggravare nello specifico la presenza di questo tipo di tumore, che da una parte c'è una certa correlazione per la parte della familiarità genetica, e quindi può esserci appunto un'ereditarietà per questo tipo di tumore. Dall'altra abbiamo dei fattori di rischio molto importanti che incidono pesantemente su questa patologia, che sono soprattutto legati all'educazione alimentare. Ed ecco quindi, come emerso durante il dibattito, come pure è vero che è una malattia, un tumore molto violento, però cosa possiamo noi per cercare di fare in modo che questa incidenza, perché i dati ci dicono come, soprattutto sugli analisi di oncologia, ci si dice come nel 2025 si prevede un calo di tutti i tassi di mortalità per tutte le varie forme di cancro,
tranne che per quello della prostata. E quindi ci dobbiamo interrogare su cosa noi possiamo fare per cercare di andare controcorrente. Innanzitutto educare a una corretta alimentazione, perché anche proprio la dottoressa Erika Pizzocaro ricordava come sia sempre più importante sensibilizzare da questo punto di vista soprattutto i bambini, partendo già dalle scuole, cercando di far capire come l'educazione alimentare corretta e soprattutto gli stili di vita ci permettono già di fare un'ottima azione di prevenzione. E poi dall'altro canto la ricerca e l'innovazione, che è stata sottolineata anche dal presidente Butturini e anche da Erika Pizzocaro, che ci dice che comunque sia anche per questa patologia, pur essendo una patologia molto aggressiva e molto violenta, la ricerca e la scienza ci permette comunque di avere delle buone speranze se noi riusciamo comunque ad attivarci per fare tutta una serie di screening, soprattutto nel caso in cui abbiamo il fattore genetico e quindi abbiamo il fattore familiarità, che ci permettono quindi di individuare quantomeno per tempo anche questo tipo di patologia. D'altro canto, un altro intervento durante il dibattito che è emerso è l'importanza del coinvolgimento delle associazioni dei pazienti. Appunto, come dicevo, avevamo Nadia Lombardi dell'associazione Nastro Viola, che è una delle associazioni che fa parte del nostro intergruppo Insieme per un impegno contro il cancro, che fa parte del progetto La salute è un bene da difendere, un bene e un diritto da promuovere, perché noi parlamentari ci interfacciamo con queste oltre 50 associazioni di pazienti per cercare di delineare quelle che sono le nostre priorità all'interno dell'accordo di legislatura che abbiamo sottoscritto come parlamentari che fanno parte di questo intergruppo, e poi cercare di fare in modo che tutti gli spunti, suggerimenti anche legislativi che ci vengono portati ai tavoli parlamentari vengano finalizzati al meglio all'interno dei provvedimenti. Ecco quindi che anche sul tumore al pancreas è stato evidenziato come sia importante cercare di fare quest'opera di sensibilizzazione e di informazione che ci permette quantomeno di ridurre la percentuale, il tasso, perché lavorando sulla prevenzione e l'educazione alimentare noi riusciamo a fare quell'importantissima azione che tante volte viene anche sottovalutata, che è quella di lavorare sulla parte dell'educazione alimentare. È stato interessante come poi durante il dibattito è emerso come ci sono anche degli strumenti che vengono messi a disposizione anche dalla Fondazione Unipancreas, proprio delle app che permettono di aiutare anche il paziente che è affetto da questa patologia di cancro per guidarlo al meglio nella scelta alimentare, perché ci sono degli alimenti che vanno fortemente in contrasto con questo tipo di patologia, perché comunque sia il pancreas sappiamo che è quel piccolissimo organismo che abbiamo che quindi afferisce a tutta la sfera legata all'apparato digestivo, e quindi tutto quello che passa dall'apparato digerente, diciamo, va ad interferire o appunto ad aggravare la condizione della patologia. Ecco quindi che attraverso la Fondazione Unipancreas abbiamo a disposizione un'app che permette di aiutare i pazienti per guidarli al meglio anche nella loro alimentazione quotidiana, anche durante il trattamento delle varie cure che vengono loro somministrate. Questo ci permette quindi di dire che se noi lavoriamo soprattutto sulla leva dell'educazione delle nuove generazioni, dell'informazione, noi possiamo aiutare veramente tanto questi pazienti e questi malati. Come intergruppo poi Insieme per un impegno contro il cancro continuiamo a portare avanti anche dei focus, quindi i singoli parlamentari approfondiscono le tematiche delle varie patologie oncologiche proprio per cercare di dopo proporre delle finalizzazioni legislative per cercare di andare incontro a quelle che sono le esigenze dei pazienti e dei malati. In questo caso appunto tenere alta l'attenzione soprattutto nei confronti dell'educazione alimentare. All'interno di questo dibattito poi ci siamo riproposti a novembre, che c'è la giornata dedicata proprio tumore al pancreas, di ritrovarci cercando di finalizzare proprio un progetto puntuale dove la sinergia tra le associazioni, le fondazioni e noi parlamentari e l'intergruppo soprattutto che portiamo avanti permettono di dar voce a quelle che sono anche le esigenze del malato di pancreas in questo caso. Onorevole, guardi, io ho combattuto e vinto un cancro, per cui la abbraccio forte con tutto l'intergruppo e abbraccio tutti
i fratelli e le sorelle dell'esenzione 048 che stanno combattendo contro il pancreas, ma Certo, anche contro gli altri tumori. E le dico certo, sì, sì. che, sa, Paolo VI diceva che la politica è la più alta forma di carità possibile, e sentire che c'è un intergruppo che lotta per questo ci risolleva da tante e tante chiacchiere da bar sull'inutilità della politica. La politica ci vuole e la politica può essere, deve essere appunto la più alta forma di carità possibile. Quindi le auguro buon lavoro e avanti. Grazie, grazie a voi e grazie a tutti i vostri radioascoltatori. Certamente noi andremo avanti col nostro impegno perché la lotta contro il cancro non deve avere appartenenze partitiche e soprattutto deve cercare di portare dei risultati concreti a favore dei malati oncologici, e su questo noi ci stiamo impegnando davvero tanto, e grazie anche alla collaborazione, devo dire la verità, col ministro Schillaci, che è molto attento soprattutto nell'ambito di queste particolari patologie oncologiche. Molto bene, allora grazie, al piacere di Grazie, grazie a risentirci tutti voi. presto. Grazie, Grazie a a lei. presto. Arrivederci a tutti. Grazie, grazie, grazie. Arrivederci. Sigla, e noi ci andiamo a sentire gli Oliver Onions con Sheriff del 1979. A tra poco. Qui Parlamento.
Di nuovo a te, Antonino. Grazie Sveva, alle 18:36 minuti e 5 secondi avete ascoltato gli Oliver Onions, ovvero sia gli immensi Guido e Maurizio De Angelis con Sheriff del 1979, sigla di uno sceriffo extraterrestre, poco extra e molto terrestre, con l'immenso Bud Spencer per la regia di Michele Lupo, grandissimo film ambientato, che in fondo rifaceva il verso a quella psicosi che si diffuse in Italia soprattutto nel 1978. C'è anche un bellissimo romanzo di Wu Ming, UFO 78, che vi suggerisco di leggere. Il 1978, l'anno degli avvistamenti degli UFO, e quindi fu giocoforza per gli autori del film, diciamo, trasferire questa psicosi da UFO nel 1979, all'inizio del 1979, girare questo film in questa città americana di nome Newnan. Del resto, l'allora presidente degli Stati Uniti, Jimmy Carter, pace all'anima sua, aveva detto pure lui di essere stato protagonista di aver visto, insomma, l'UFO, e addirittura c'era stato alla fine del 1978 questo metronotte Zanfretta, qualcuno di voi se lo ricorderà, era un metronotte genovese che sostenne di essere stato rapito dagli alieni e che sulle alture sopra Genova a quanto pare ci sarebbe, in un posto dove lui ha nascosto e non rivelerà mai, un materiale, una specie di sfera di cristallo che lo mantiene tuttora, lo manterrebbe tuttora in contatto con gli alieni. Detto ciò, perché Sheriff? Perché lo sceriffo extraterrestre? Perché qui parliamo alle 18:38 minuti, parliamo di un tema che l'amico Fabio Amendolara, valentissimo collega della Verità e di Panorama, ha raccontato su Panorama, che trovate in edicola. Cioè sono tornate le ronde. Ecco, questi pure sono sceriffi extraterrestri. Beh, extraterrestri no, ma extra giuridici probabilmente sì, perché non sono, cioè non è un fenomeno politico come furono le ronde padane, per capirci. Qualcuno di voi sicuramente magari ne avrà anche fatto parte. Mentre lì era una cosa che nasceva all'interno di un partito politico, cioè la Lega, qui sono dei cittadini che prendono autonomamente l'iniziativa senza bisogno di passare per la politica e vanno addirittura in pattuglia e si organizzano in vario modo, una cosa che lascia abbastanza perplessi. Io ne ho parlato con Fabio Amendolara e sentite un po' che cosa ci siamo detti, anche perché a Milano in certe zone nasce come reazione a Maranza, per esempio questi ragazzi musulmani italiani di seconda generazione che a Corvetto hanno dato qualche problema nei mesi scorsi. E a proposito, abbiamo parlato con Fabio Amendolara anche di questo rapporto tra il nostro paese e l'Islam tricolore, visto che c'è stata la festa di fine Ramadan, quindi la rottura del digiuno prescritto, e ci sono state una serie di iniziative, tra cui una poco carina in quel di Torino, dove oltre a inneggiare alla Palestina, sostanzialmente ad Hamas, hanno pensato di dar fuoco a un'immagine della Meloni, che non è propriamente una gran bella cosa, anzi è fortemente da condannare, direi. Sveva, quando vuoi andiamo pure e sentiamo questo faccia a faccia. E allora, questa sera io ho il piacere di ritrovare Fabio Amendolara, valentissimo collega della Verità, il quale però scrive anche, e mi fa molto piacere, ammetto di dirlo anche con una punta di invidia, scrive su Panorama. E scrivendo su Panorama è uscito questa settimana con il numero in edicola con un'interessante riflessione sulle ronde. Allora, un tempo c'erano le ronde padane, molti di voi le ricorderanno, al tempo di Umberto Bossi e così via. Il fatto è che questa volta le ronde sono tornate, non c'è niente di politico, almeno ufficialmente non sembra essercene, e però queste ronde di cittadini privati cominciano a diffondersi in tutto il paese. Ma allora
Fabio, che è venuta l'era dei giustizieri della notte, ce lo spieghi? Intanto ben trovato. Intanto grazie e un saluto a chi ci ascolta. Stanno nascendo spontaneamente, questo è il nuovo fenomeno. E addirittura dopo aver scritto, diciamo, quel servizio, mi sono ritrovato a mia volta in 2 gruppi WhatsApp di cittadini che organizzano ronde. Insomma, vedo quello che viene postato. Diciamo, gran parte del controllo avviene diciamo singolarmente, cioè i cittadini segnalano tra di loro delle anomalie, qualcosa di sospetto in vari quartieri e poi c'è chi si prende la briga di andare a verificare, chi segnala la cosa alle forze dell'ordine, chi fa un vero e proprio sopralluogo per vedere se la macchina sospetta è andata via o la persona che si è avvicinata troppo a un cancello e quant'altro. A volte invece, ed è quello che raccontiamo nel servizio, i cittadini si organizzano non solo, diciamo, in modo telematico, ma si organizzano in vere e proprie squadre per andare a fare un pattugliamento del territorio. Perché nasce questo fenomeno? Perché è da tempo, lo segnaliamo con inchieste, denunce e quant'altro, c'è una sempre maggiore percezione di insicurezza da parte dei cittadini. Nonostante gli sforzi, nonostante nelle stazioni adesso ci sia una security e anche maggiori controlli delle forze dell'ordine, nonostante l'incremento in alcune città, nonostante le zone rosse e quant'altro, c'è ancora una percezione di insicurezza da parte dei cittadini. Quali sono i reati che danno più fastidio e che spingono verso la costituzione delle ronde? Sono sicuramente al primo posto i furti negli appartamenti. Quasi sempre sono stranieri, quasi sempre sono romeni o albanesi, insomma persone dell'est, organizzatissimi. Spesso capita che entrano nelle abitazioni con le persone, con i proprietari delle case che sono ancora dentro, non aspettano che si allontanino, spesso vengono legati, chiusi in stanze, insomma il fenomeno è questo qui. Poi ci sono anche come dire, delle attività che impattano in un modo molto forte soprattutto nelle periferie delle grandi città e sono i pestaggi, le rapine, le aggressioni in strada. Ci sono dei quartieri che sono diventati veramente infrequentabili a Milano, a Roma, a Bologna, eccetera, e lì nascono le ronde. Abbiamo fatto una panoramica complessiva di veramente tantissime città, sia del nord che del centro che del sud Italia, e devo dire che è davvero molto diffuso. Tu ci dicevi c'è un aspetto politico, probabilmente c'è. Molte nascono davvero in modo spontaneo e sono organizzate da cittadini o associazioni, ma c'è anche una rete di, diciamo così, di attivisti, di militanti dei movimenti, soprattutto della destra extraparlamentare, che dimostrano una certa vicinanza sul campo ai cittadini che denunciano l'assenza di sicurezza. A Vicenza, a Verona, soprattutto in Veneto, devo dire che è molto partecipata, diciamo, questa azione ed è anche molto sentita. Ovviamente il rischio è che poi come dire, la deriva è dietro l'angolo, l'abbiamo visto a Milano con le ronde anti-Maranza, tutto è scoppiato e anche ha attirato la nostra attenzione il fenomeno dopo quel video che è diventato virale con il pestaggio allo straniero che viene accusato da diciamo questi attivisti di aver portato via una catenina a una persona scippata. Quindi il rischio è quel tipo di deriva, la giustizia fai da te, che è dietro l'angolo e
questo è, diciamo, l'aspetto che bisogna scongiurare. Infatti, ma io aggiungerei anche un'altra cosa. Cioè, io se scendo qua sotto per strada trovo questo cartello giallo, zona qua vigilanza del vicinato, e infatti c'è il gruppo qui nel quartiere dove ci passiamo delle informazioni e delle notizie. Ma il limite dov'è tra essere semplicemente dei cittadini che si preoccupano del loro quartiere e diventare dei giustizieri privati? Cioè, la politica in tutto questo quanto ci marcia? Questa è una bella domanda, è difficile in questo momento dare una risposta. Di certo è un fenomeno sentito, perché lo dimostrano tutti questi personaggi che fanno un po' i giustizieri sui social e diventano dei veri e propri influencer. Mi riferisco a Cicalone, a Roma, insomma, a Roma ce ne sono davvero diversi. Che cosa fanno? Fanno un giro in metropolitana, fanno riprendere, mettono i video su YouTube con degli interventi, consegnano ad esempio gli spray al peperoncino alle donne, oppure a chi è solo in metropolitana, forniscono il numero di telefono in caso di necessità, chiamano le forze dell'ordine se vedono qualcosa di strano, non fanno insomma niente di eccezionale, ma quel poco che si vede nei video è così seguito che dimostra quanto la gente si sente insicura per strada. Certo, indubbiamente, indubbiamente. È comunque la dimostrazione delle difficoltà della gente ed è in ogni caso la spia di un segnale particolare. Senti, diamo anche una sterzata al tema di questa nostra discussione, perché chiaramente le ronde nascono anche come risposta ai Maranza, come risposta a questi, diciamo, ragazzi cosiddetti italiani di seconda generazione, che però tutto questo amore per l'Italia non sembrano avercelo, e anzi a Corvetto abbiamo visto quello che hanno fatto. Non useremo le parole, non diremo che è una banlieue, perché il ministro Piantedosi dice che non è una banlieue, quindi noi non ci mette... Chi siamo noi per giudicare, per citare il Papa? Però c'è un fatto, e il fatto è che molto spesso queste ronde nascono anche come risposta a questa non invasione, ma invadenza di queste realtà che non si riconoscono tutto sommato negli usi e costumi italiani, o no? Assolutamente sì, voglio ricordare, non c'è bisogno di andare al Corvetto, voglio ricordare quello che è accaduto sul lago di Garda. Ricorderete tutti che c'è stata una calata estiva, sì, alla quale poi sono seguite molestie alle donne italiane sui treni, ragazze che tornavano da Gardaland, eccetera. Diciamo questo lì proprio questi stranieri di seconda, terza generazione rivendicavano il non voler essere italiani. Ricordo dei video con bandiere del Marocco dove diciamo venivano lanciati insulti all'Italia, e lo abbiamo rivisto nelle scene di Capodanno, poi a Milano, con gli insulti alla bandiera, alle forze dell'ordine, eccetera. Quindi ad ogni occasione ci sono, spero che siano una minoranza, ma ci sono degli stranieri diciamo di seconda, terza generazione che rivendicano orgogliosi il loro non essere italiani in Italia. Ovviamente dall'altro lato si innesca poi una reazione nel volerli contenere. È lì che diciamo la politica è distratta, è lì che bisognerebbe intervenire per evitare poi le degenerazioni. Abbiamo visto che Sala, di solito il sindaco di Milano, risponde con un va bene, quando ci sono escalation di furti, di reati per strada, risponde con va bene, ma io sto organizzando
un miglioramento della rete della polizia locale. Presto ci saranno nuovi concorsi, nuovi ingressi, eccetera. Poi puntualmente i concorsi e ingressi non ne vediamo, miglioramenti nell'attività della polizia locale neanche. Questi poveretti sono costretti ad andare in giro per la città in numero esiguo e rischiano anche di prendere le botte molto spesso. E quindi però diciamo la scusa sempre pronta è questa. Niente militarizzazioni, niente, perché diciamo sono lontane dall'idea dalle idee di Salva. Il problema però è che i cittadini di Milano soffrono. Ecco, appunto, no alla militarizzazione. Però stamattina io ti leggo invece sulla Verità, dove tu racconti l'Eid Mubarak, no? La fine del digiuno di Ramadan e per carità, qua ora non vogliamo fare un discorso né razzista né populista, però è altrettanto vero che alla fine di queste feste in cui si è rotto il digiuno degli islamici non sono mancati gli inviti a sostenere la lotta a Gaza, la solidarietà ai palestinesi, cioè ad Hamas. Ecco, non è il caso di cominciare a preoccuparci? Allora, in alcuni casi tutto si è svolto in un modo estremamente, diciamo, religioso, esclusivamente religioso. Quindi laddove questo è accaduto non ci sono segnali preoccupanti. Laddove invece l'hanno buttato in politica e diciamo, abbiamo raccontato, abbiamo dato conto di diverse occasioni dove c'è stata soprattutto la partecipazione di esponenti della politica locale oppure di esponenti attivisti della sinistra diciamo antagonista dell'area pacifista che si promuove come pacifista e dei Propal, lì probabilmente si è sfruttata un'occasione che voglio ricordare quello che ha diciamo, dichiarato ieri il vescovo di Prato, Sì. che ha concesso a diciamo, questi musulmani il chiostro, diciamo, il giardino di una chiesa, di un convento. E ha detto è importantissimo questa relazione che si è creata a livello interreligiosa, perché così ci conosciamo meglio entrambi e riusciamo a colloquiare, riusciamo a conoscerci e riusciamo ad andare d'accordo. Altrove invece sono scesi in piazza i soliti politicanti e hanno lanciato strali pro-Pal contro il sionismo imperante, tacciando di sionismo chiunque non scelga diciamo, la posizione pro-Pal. Ecco, lì si tratta di vere e proprie strumentalizzazioni di qualcosa che invece bisognava accompagnare semplicemente sotto l'aspetto religioso. Esattamente. Ma io guarda, quello che mi lascia abbastanza perplesso è questa sorta di cupio dissolvi di un certo cattolicesimo che apre le braccia ma non pretende reciprocità, non pretende rispetto, non pretende diritti. C'è solo questa idea di aprire le braccia perché tanto non c'è più niente da fare, perché tanto andrà a finire così, perché tanto le cose andranno così. Ecco, questo è un atteggiamento che va contrastato. Voglio ritornare su Prato perché dopo l'iniziativa religiosa, gli imam della comunità del Bangladesh hanno poi raggiunto il vescovo in piazza Duomo e si sono fermati a scambiare 4 chiacchiere durante un caffè, ma sono andati lì soprattutto ci hanno fatto
ci hanno tenuto a farlo sapere, che sono andati lì per ringraziarlo per gli spazi che gli erano stati concessi, e per chiedergli la gentilezza di poterli ottenere di nuovo nel rispetto dei luoghi, qualora ne dovessero avere bisogno. Allora è questo l'atteggiamento che bisogna avere, questo l'atteggiamento che poi deve avere anche la Chiesa, e qualora avanzassero degli estremismi, proprio da loro mi aspetto una presa di posizione dura nei confronti di chi estremizza la loro religiosità nella loro stessa comunità. Infatti, sicuramente. Senti, ma per finire, che sta succedendo a Monfalcone, dove l'ex sindaco, l'oggi eurodeputata Anna Cisint, ha molto da dire, ha molto da protestare? Ma lì è ormai un cortocircuito. Abbiamo visto intanto una città che forse ha delle percentuali impressionanti a livello di stranieri in base alla popolazione residente. Lì le moschee, la Cisint aveva cercato di esautorarle sotto un aspetto un po' amministrativo, diciamo così, perché erano state piazzate in ambienti che risultavano non idonei, diciamo così, non destinati a luoghi di culto. Al TAR, insomma, in primo grado mi pare avesse avuto ragione, poi in appello la decisione è stata ribaltata. Al di là però della questione burocratica e giudiziaria, che cosa ci racconta quella città? Ci restituisce uno spaccato, e cioè laddove le due comunità religiose non entrano, non si parlano, laddove la comunità islamica cerca di imporre e di imporsi, diciamo così, con prepotenza, con prevaricazione, laddove ormai, diciamo, viene considerata una situazione non più sotto controllo, allora si creano questi cortocircuiti. A pagarne è sicuramente sono sicuramente i cittadini di Monfalcone, ma per diciamo così, gli atteggiamenti e le azioni che sono state messe in campo nel recente passato, paga anche la comunità musulmana. Appunto, e quindi teniamoci un occhio sopra, avremo modo di tornare sul tema. Grazie Fabio. Grazie a te e a chi ci ascolta. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
Te la linea, Antonino. Grazie Sveva, questa era la bella Gigo Gin cantata da Nanni Svampa nel 1970, questo significa che ci stiamo avvicinando alla grande città, la bellissima rubrica di Carla De Bernardi dedicata a Milano, dedicata agli angoli nascosti, dedicata alla storia poco conosciuta della capitale morale del paese. Le 19, 1 minuto, 39 secondi in questo momento, sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Chi vi parla è sempre Antonino Danna. Orbene, bella gente. A proposito, mi sono dimenticato all'inizio della trasmissione di dirvi qual è stato il disco start, quale sia stato il disco start. Il disco start era né più né meno che Get on Your Knees dei Canarios, anno di grazia 1968, per cui così almeno avete anche il riferimento. Grandissimo pezzo del tempo. Orbene, adesso noi diamo un'occhiata alle agenzie, diamo quindi un ragguaglio su quello che sta succedendo nell'orbe terracqueo, come direbbe la Premier Giorgia Meloni, e cerchiamo di capire un pochettino che cosa succede a quest'ora della serie di questo ultimo giorno di marzo. In particolare ADN Cronos apre con la condanna appunto a 4 anni della Le Pen, braccialetto elettronico per 2 anni, manco fosse Totorrina. Non potrà essere eletta. 4 anni di carcere, di cui 2 col braccialetto elettronico per l'ex presidente di Rassemblement National, da oggi fuori dalla corsa per l'Eliseo 2027. Annunciato ricorso, Bardellà giustiziata la democrazia. Ancora, Trieste, trovata sgozzata in casa, fermata una donna dopo inseguimento, il corpo ritrovato stamane in via delle Beccherie, a scoprire il cadavere una guardia giurata. Roma, incendio in una concessionaria Tesla, distrutte 17 auto, Elon Musk parla di terrorismo, intervento dei vigili del fuoco in via Serra Capriola, nessuna persona coinvolta, sono in corso dei rilievi per capire se le cause delle fiamme siano accidentali o dolose. Ancora, la maturità 2025, prima prova scritta il 18 giugno, niente esame col 5 in condotta. Il ministro Valditara ha firmato l'ordinanza. Chi ha 6 in condotta dovrà discutere un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale. Garlasco, incidente probatorio per esempio il 9 aprile, comparazione del DNA e delle impronte di Casa Poggi. La giudice per le indagini preliminari ha nominato come perito Emiliano Giardina, noto per essersi occupato dell'omicidio di Chiara Gambirasio. Trump arrabbiato con Putin, il Cremlino non ci crede, non ci sono virgolettati. Addio poi a Paola Motta, la giornalista di Sky TG24, aveva 58 anni, scusate. Un pensiero e una prece per lei e un abbraccio alla sua famiglia. E poi Schlein a Calenda decida da che parte stare e lui risponde: leader di azione, noi al centro, non andiamo dietro a populisti filo putiniani. Notiziola poi che arriva dalla Norvegia, la Russia fa paura, la Norvegia riattiva i bunker della guerra fredda. Così l'ADN Cronos. Andiamo a vedere allora questa storia della Le Pen, che naturalmente è stata, come sapete, condannata a 4 anni e dichiarata ineleggibile per 5 anni. E la sentenza del Tribunale di Parigi, dove oggi si è svolta l'udienza nei confronti di Le Pen e altri 23 esponenti del Rassemblement National. Le Pen e 8 deputati sono stati giudicati colpevoli di appropriazione indebita di fondi pubblici. La leader è stata condannata a 4 anni di carcere e 5 di ineleggibilità. La decisione è stata comunicata dal presidente del Tribunale di Parigi, Bénédicte de Pertuis. Stessa condanna per gli altri coimputati eletti, precisa il Tribunale. La condanna di ineleggibilità per Marine Le Pen e i suoi coimputati avrà esecuzione immediata, ha precisato la Corte. In base alla sentenza, quindi, Le Pen non si potrà candidare alle elezioni presidenziali che si terranno nel 2027 in Francia. Alla vigilia della sentenza, ieri Le Pen aveva per la prima volta dichiarato che Jordan Bardella ha la capacità per ricoprire l'incarico di Presidente della Repubblica. Come riferito da BFM TV,
Le Pen ha detto che quando si raggiunge il livello di Jordan Bardella alla sua età non c'è motivo di privarsi di un'ambizione che potrebbe superare la sua attuale. Anche i 12 assistenti processati insieme a loro sono stati giudicati colpevoli di ricettazione. Il Tribunale di Parigi ha stimato che il danno complessivo sia stato di 2,9 milioni di euro, in quanto il Parlamento europeo si è fatto carico di persone che in realtà lavoravano per il partito di estrema destra francese. Il presidente del Tribunale ha precisato che l'importo delle appropriazioni indebite di cui è accusata Marine Le Pen ammonta a 474.000 euro per i posti di 4 assistenti parlamentari. Marine Le Pen è ritenuta colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici per un importo di 474.000 euro, ha dichiarato il presidente. Nel dettaglio, la Le Pen è stata condannata a 4 anni di carcere, di cui 2 da scontare con braccialetto elettronico, e a 5 anni di ineleggibilità con effetto immediato. Le Pen non era in aula al momento della lettura della sentenza e l'ex presidente del Rassemblement National dovrà anche pagare una multa di 100.000 euro. A fine novembre 2024 la procura aveva chiesto per Marine Le Pen una condanna a 5 anni di carcere, di cui 3 sospesi, una multa di 300.000 euro e un periodo di ineleggibilità di 5 anni. Ricorreremo in appello, annuncia intanto il legale di Marine Le Pen, Rodolphe Bosselieu, dopo la condanna della sua cliente. È un colpo alla democrazia, ha aggiunto. Tuttavia, la scelta di ricorrere, spiega Le Monde, non ha alcun effetto sulla sua ineleggibilità immediata. In attesa di una nuova sentenza del Tribunale, Marine Le Pen non potrà candidarsi a nessuna elezione per un periodo di 5 anni, nei quali rientrano le elezioni presidenziali del 2027 e le prossime elezioni legislative. Considerando i consueti tempi delle udienze, l'appello potrebbe tenersi non prima di un anno, con altri 3 mesi di tempo prima che venga emessa una nuova sentenza, ovvero poco prima delle elezioni presidenziali del 27. In appello, Marine Le Pen potrebbe sfuggire a un'immediata sentenza di ineleggibilità che in teoria le consentirebbe di candidarsi alle elezioni. Ma da un lato il processo dovrebbe svolgersi entro tempi stretti e dall'altro preparare una candidatura in questo contesto appare complicato. Se venisse invece confermata la condanna in appello, Marine Le Pen dovrebbe comunque ricorrere alla Corte di Cassazione prima che la decisione del Tribunale diventi definitiva. Anche il vicepresidente del Rassemblement National e sindaco di Perpignan, Louis Alliot, è stato condannato a 6 mesi di carcere e 3 anni di ineleggibilità, ma non immediata. Alliot può quindi mantenere la carica di sindaco di Perpignan. Il Front National, diventato poi Rassemblement National, è stato poi condannato al pagamento di un'ammenda pari a 2 milioni di euro, oltre che alla confisca di 1 milione di euro sequestrati durante l'inchiesta sul caso degli assistenti parlamentari europei. 23 imputati sono stati condannati a pene che vanno dai 6 mesi di prigione con sospensione della pena ai 4 anni a seconda dei casi, da multe e pene di ineleggibilità talvolta sospese. Solo un deputato è stato assolto. Oggi non è solo Marine Le Pen che è stata condannata ingiustamente, è la democrazia francese che è stata giustiziata. Questo è quanto scrive il presidente di Rassemblement National Jean Bardella su X con l'hashtag Je soutiens Marine dopo la condanna. La Francia è ancora un paese democratico? Domanda intanto l'ex presidente del partito dei repubblicani francesi e alleato del Rassemblement National Eric Ciotti su X. È un sistema di presa del potere che esclude sistematicamente qualsiasi candidato che sia troppo a destra e che sia in grado di vincere, da François Fillon a Marine Le Pen, ha aggiunto. Anche Matteo Salvini ha detto la sua e in particolare vi riferisco sempre dalla pagina dell'ADN Kronos. Chi ha paura del giudizio degli elettori spesso si fa rassicurare dal giudizio dei tribunali. A Parigi hanno condannato Marine Le Pen e vorrebbero escluderla dalla vita politica. Un brutto film che stiamo vedendo anche in altri paesi come la Romania. Quella contro Marine Le Pen è una dichiarazione di guerra da parte di Bruxelles, in un momento in cui le pulsioni belliche di von der Leyen e Macron sono spaventose. Non ci facciamo intimidire, non ci fermiamo, avanti tutta, amica mia. Così Matteo Salvini, leader della Lega e vice premier italiano, dopo la condanna della ex leader di Rassemblement National.
Abbiamo anche questa notizia di servizio appunto sulla maturità, sempre da ADN Kronos. L'esame di maturità 2025 comincerà il 18 giugno alle 8:30 con la prima prova scritta. Le date dell'esame sono contenute nell'ordinanza firmata oggi dal Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. L'atto definisce le modalità di svolgimento dell'esame di Stato per l'anno scolastico 2024-25, che avrà inizio mercoledì 18 giugno alle 8:30 con lo svolgimento della prima prova scritta. All'esame da quest'anno non accede chi ha 5 in condotta. Chi ha 6 in condotta dovrà discutere un elaborato sul tema della cittadinanza attiva e solidale. Dall'anno scolastico in corso costituisce requisito per l'ammissione all'esame di Stato lo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento PCTO e o delle attività assimilabili. Per i candidati esterni, le attività assimilabili al PCTO sono accertate e valutate dal Consiglio della classe dell'istituzione scolastica statale o paritaria. Secondo l'ordinanza, in attuazione delle disposizioni introdotte dalla legge 150/2024 in materia di valutazione dei comportamenti degli studenti della scuola secondaria di secondo grado, qualora il candidato riporti in sede di scrutinio finale una valutazione inferiore a 6 decimi, non sarà ammesso all'esame di Stato. Se invece la valutazione del comportamento sarà pari a 6 decimi, in sede di colloquio discuterà un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale fondata sul rispetto dei principi costituzionali. La definizione dell'argomento oggetto dell'elaborato sarà effettuata dal Consiglio di classe nel corso dello scrutinio finale. L'assegnazione dell'elaborato ed eventuali altre indicazioni ritenute utili, anche in relazione a tempi e modalità di consegna, saranno comunicate al candidato entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scrutinio stesso. La valutazione della condotta inciderà sui crediti per l'ammissione all'esame di Stato. Infatti, il punteggio più alto potrà essere assegnato esclusivamente agli studenti che avranno ottenuto un voto di comportamento pari o superiore a 9 decimi. Tale disposizione trova applicazione anche ai fini del calcolo del credito degli studenti frequentanti nel corrente anno scolastico, terzultimo e penultimo anno. Con queste misure compiamo un nuovo passo avanti per una scuola seria, formativa, che educhi al rispetto e alla responsabilità, ha dichiarato il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Vogliamo una scuola che premi il merito e prepari gli studenti ad affrontare il futuro con consapevolezza e competenza. Valorizzare il comportamento dei nostri ragazzi è funzionale a ristabilire il principio della responsabilità individuale, un elemento cruciale nella formazione dei cittadini di domani. Ha concluso il Ministro. Bene, sono le 19:14, a questo punto noi ci salutiamo qui. Abbiamo un ultimo flash dell'ANSA, 20enne accoltellata e uccisa in strada a Messina. Domani in rassegna stampa avrete più informazioni su questa strana e straziante vicenda che è stata battuta adesso dall'agenzia ANSA. Noi adesso concludiamo, c'è La Grande Città con Carla De Bernardi, dopodiché ci saluteremo con Eli e le storie tese bis del 1999, appuntamento domani alle 18:05 trattabili, se avrete voglia, sempre sulle magiche onde di Radio Libertà, sempre qui con Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Va ora in onda La Grande Città con Carla De Bernardi. Si può vivere anche a Milano, nel cuore della città. C'è tanta gente in giro per le strade, c'è tanta elettricità, sia tutto portata di mano. Non si scappa dalla realtà. Alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano. E allora... Questa sera è tornata a trovarci ancora una volta Carla De Bernardi con la sua bellissima La Grande Città, e questa sera noi insomma vi portiamo a spasso anche con un certo piglio sportivo per Milano, e poi vi racconteremo una curiosità che, essendo entrata in servizio il primo di aprile,
Molti credettero fosse uno scherzo, ma soprattutto, oltre a credere che fosse uno scherzo, si dissero Duraminga. Ho detto bene, Duraminga? Hai detto benissimo. Duraminga dura no, che non era mica una pubblicità. Sì, era quella della China Martini. Eccolo qua, Duraminga Durano. Duraminga dura no, erano bellissimi loro due. Aspetta, erano due attori fantastici. Calindri e un altro che mo non mi ricordo chi. Sì, Duraminga dura no. Me lo ricordo perché il Carosello era, ovviamente ai miei tempi c'era Carosello. Direi. Eccolo qua, Duraminga Durano, ma vi sveleremo questo mistero nella parte finale della trasmissione. Sappiate che qui siamo a Milano ed è il 1° aprile del 1925, 500 anni fa, ma ci arriveremo. Partiamo dall'inizio. Cosa sono queste anime piangenti tutte attorno a questo fonte? Allora, queste anime piangenti che sono bellissime. Intanto ben trovata. Grazie tesoro, anche a te e a chi ci ascolta. Vedi che queste anime... Allora, intanto questo è un monumento che c'è al Monumentale, monumento al Monumentale. Sai che io purtroppo lo tiro sempre in ballo perché è la mia passione, è la mia vita da qualche anno. Sono delle figure in uno stile che si chiama Art Déco, che è la continuazione del Liberty, che si schematizza, no? Perde la parte floreale e diventa molto più geometrico e rigoroso, e poi darà il via all'arte novecentista. Qua siamo al confine tra arte déco e arte novecentista. Queste 6 figurine a me ricordano, perché poi, sai, ognuno interpreta l'arte come crede. Questa è una delle cose belle dell'arte, soprattutto secondo me quella contemporanea, che tu, è chiaro che se te la spiega un esperto ha un senso, ma tu puoi dargli la tua interpretazione personale. La mia interpretazione personale in questo caso mi ricordano il nuoto sincronizzato. Sai quelle figurine che escono dalle piscine facendo tutte quelle figure con le gambette e con le braccia? Sì. Queste 6 fanciulle nude, che sono anime, perché il nudo nei cimiteri rappresenta l'anima, soffiano su una fiammella, ed è la fiammella della vita, quindi stanno spegnendo una vita, e tra di loro c'è un catafalco, una colonna geometrica con un'altra fiamma che è sull'apice, e è una tomba, ovviamente, essendo il monumentale, ed è la tomba di 2 fratelli, di cui uno ha fatto tante cose molto interessanti e l'altro ha anche lui fatto cose interessanti, ma è molto collocato nella sua passione politica e in un certo periodo della storia. Sono i fratelli Tullo e Manlio Morgagni. Intanto, per gli amanti dell'arte, per l'appunto, vi dico che l'opera sotto il profilo architettonico è fatta dall'architetto Enzo Bifoli, che è un architetto molto interessante, ma non ci dilunghiamo adesso, e le sculture sono fatte da Guido Micheletti, uno scultore anche lui molto interessante. Considera che ci sono architetti e scultori veramente molto bravi e importanti che non sono passati nei libri di storia dell'arte, e quindi non li abbiamo studiati, però sia Bifoli che Micheletti sono delle personalità artistiche molto interessanti. Quest'opera, che si staglia su uno sfondo di mosaico azzurro, che ovviamente rappresenta un cielo, no? Poi nella parte della volta una epigrafe che fu scritta da Mussolini per uno dei 2 fratelli, ci arriviamo dopo. I 2 sepolti sono Tullo Morgagni e suo fratello Manlio. Allora, Tullo era un giornalista il quale si inventò un sacco di cose, era molto creativo. Vide a un certo punto che c'era stata una gara automobilistica tra Milano e Sanremo, che non aveva avuto successo, però a lui questa cosa lo ispirò, e quindi decise di trasformarla in una gara ciclistica e inventò la Milano-Sanremo. La Milano-Sanremo, che è sempre stata patrocinata dalla Gazzetta dello Sport, che nacque anche quella in aprile, quindi il 3 aprile del 1896, quindi fra pochi giorni è l'anniversario anche della fondazione
della Gazzetta dello Sport e si inventò questa gara ciclistica Milano-Sanremo, che quest'anno peraltro è partita da Pavia e non da Milano. E la cosa era divertente anche questa, perché poi è bello legare le cose tra di loro, no? Come sai, questa è una delle mie manie. I ciclisti che dovevano partecipare alla gara, che erano circa 60, siccome pioveva ed era una giornata brutta e di nebbia, ne arrivarono soltanto 30, ma si riunirono davanti all'osteria della Conca Fallata. Sì. Conca Fallata, che è una conca che c'è sul Naviglio Pavese, verso Pavia per l'appunto, e tu sai che le conche sono un sistema per equilibrare, pareggiare il livello dell'acqua del Naviglio. Cioè il Naviglio ha dei grandi dislivelli, in particolare il Naviglio Pavese in quel punto aveva un dislivello di parecchi metri. E cosa facevano le barche quando arrivavano lì? Passavano da una specie di chiusa che molti attribuiscono a Leonardo. Leonardo in realtà l'ha perfezionata, ma non l'ha inventata lui, ma l'ha perfezionata molto. Alle spalle di questa barca si chiudeva la chiusa, l'acqua veniva immessa nel corso d'acqua e quindi saliva finché la barca arrivava all'altezza del tratto successivo. Quindi si apriva il secondo cancello, erano cancelli proprio di legno, e la barca poteva uscire nel fiume alla stessa altezza, perché c'erano questi dislivelli, capito? Quindi in qualche maniera, quindi erano delle vasche di compensazione, dove la barca aspettava che l'acqua raggiungesse lo stesso livello del tratto successivo per potersi immettere e proseguire fino a Pavia e poi da Pavia fino a Venezia, no? Perché il Naviglio Pavese poi si butta nel Po e quindi potevi proseguire fino a Venezia. Detto questo, vabbè, si riunirono davanti a questa concafellata all'osteria della concafellata, che è un'osteria vecchissima, un'osteria che nasce, mi sembra, nel 1900, agli inizi del Novecento, che c'è tuttora, perché gli eredi del fondatore ci sono tuttora. Milano, sai, è piena di osterie. All'inizio la concafellata appunto serviva, perché quando c'era il momento in cui si dovevano le due chiuse, la prima si chiudeva e anche la seconda in attesa che salisse l'acqua, che durava diversi minuti questa cosa, c'era la possibilità di andare alla concafallata, che era proprio lì, a prendersi una fetta di salame e un pezzo di pane, perché era quello, non era un ristorante. Ti davano una fetta di pane e una fetta di salame. Adesso è un'osteria vera e propria e credo che siano proprio gli eredi del signore Giuseppe, che l'aveva fondata agli inizi del Novecento. Ed è una di quelle osterie di Milano che sono molto interessanti, perché il panorama di trattorie e osterie milanesi è fantastico. Immagino che anche tu ogni tanto ci vada, io le vado a cercare nei miei giri e ne trovo di fantastiche. Allora, osteria della Concafellata, si radunano questi 30 ciclisti e parte la prima Milano-Sanremo, siamo nel 1907, se non ricordo male. Poi Tullio Morgagni inventò anche il Giro d'Italia insieme ad altri giornalisti sportivi e in particolare il direttore della Gazzetta dello Sport, che se non ricordo male si chiamava Costamagna, e poi inventò anche il Giro di Lombardia. Quindi Giro d'Italia, Giro di Lombardia e Milano-Sanremo evidentemente aveva una passione per il ciclismo e non per altri sport. Poi lui credo che fondò anche delle riviste di sport, mi sembra lo Sport Illustrato e altre cose così. Come morì Morgagni? Perché questo è un'altra cosa, è un altro episodio che secondo me è interessante per chi non lo conosce, perché questo personaggio straordinario, questo fondatore di gare ciclistiche e giornali, quindi un grande milanese, tant'è che Nino, c'è via Tullio Morgagni a Milano, ma la cosa fantastica che ti dico è che io ho abitato 3 anni in via Tullio Morgagni, che è al quartiere dei giornalisti alla Maggiolina. Sì. E non entro nel merito di quello che è il quartiere dei giornalisti, perché secondo me ne abbiamo già parlato. Io ci ho abitato in via Tullio Morgagni e quindi mi chiedevo sempre chi fosse Tullio Morgagni. E ho poi scoperto al Monumentale la sua tomba e ho scoperto chi era.
Tullio Morgagni, il 2 agosto del 1919, salì su un aereo che era guidato da Luigi Ridolfi. Luigi Ridolfi era un tenente, mi pare, pluridecorato della Grande Guerra, medaglia d'argento, guidava i bombardieri e poi pioniere dell'aviazione civile. E quindi questo a un certo punto prende questo Caproni CA-48, questo è il modello, che era militare e voleva trasformarlo in un aereo civile, e quindi fa un volo di prova e imbarca 15 persone, tra cui Tullio Morgagni. Sì. Vanno a Venezia, non so cosa fanno a Venezia, mi immagino che vadano a mangiare delle sarde in Saor, questa è la mia fantasia di scrittrice, poi tornano indietro. Tornano indietro, tra l'altro il conte Paolo Orsimangelli, che doveva imbarcarsi con loro, non si imbarca all'ultimo minuto e si salva. E queste cose succedono, no? Che tu per sbaglio o per qualcosa che interviene non sali su un aereo e ti salvi, oppure salvi su un aereo e non Guarda, ti un salvi. mio prozio arrivò a Napoli alla stazione marittima nell'estate del 56 e si incazzò come una belva. Aveva mancato di 24 ore la partenza dell'Andrea Doria nel suo ultimo viaggio. Figurati, che si schiantò a Nantucket poi, no? Esatto, quando è andata a sbattere contro, o meglio, lo Contro la Stockholm gli è andata a sbattere addosso. Sì, contro il rompighiaccio Stockholm davanti all'isola di Nantucket, Esatto. dove io peraltro sono stata anche a Nantucket, che è un'isola meravigliosa. Detto questo, Tullio Morgagni sale su questo aereo con le altre persone, vanno a Venezia e poi tornano indietro nella stessa giornata. Erano proprio andati a pranzo a Venezia. Alle Sì. 5 del pomeriggio l'aereo è sul cielo di Verona e sembra che un passeggero si sia sporto da un'apertura, perché quegli aerei lì evidentemente avevano delle aperture, essendo aerei, come si chiama, militari. Si sporge per fare una foto e la macchina fotografica gli sfugge di mano e colpisce l'elica e quindi Ahia. l'aereo entra in loop, insomma, eccetera, 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 e precipita. E non c'è scampo per nessuno, e quindi muore anche il nostro amico Tullio Tullio Morgagni. Morgagni. I loro corpi maciullati, perché certamente non erano in buono stato, vengono riconosciuti perché Ridolfi viene individuato perché aveva una bussola legata a una gamba e Morgagni perché aveva ancora un taccuino in mano che stava scrivendo, essendo un giornalista. E quindi Morgagni, tra l'altro poi, adesso mi viene in mente, però non vorrei dire una sciocchezza, che quando ci sono i funerali di Ridolfi a Forlì, e lui è seppellito a Forlì, il duce volle andare ai funerali di Ridolfi e quindi prese un aereo guidato da un altro eroe dell'aviazione, che se non ricordo male si chiamava Guarneri, il quale anche lui è sepolto al Monumentale. Ecco, per dirti cosa non c'è in questo nostro cimitero. Il fratello di Tullio Morgagni, Manlio, era un sansepolcrista. E qui torniamo a un altro anniversario, perché il 19 marzo, scusami, il 23 marzo del 19, in piazza San Sepolcro a Milano, come si chiama? Alla Camera di Commercio, chiamiamola così, non era proprio la Camera di Commercio, ma era qualcosa del genere, Sì. vennero fondati i fasci di combattimento. Sì, al circolo dell'Alleanza Industriale di Piazza San Sepolcro. Vennero fondati i fasci di combattimento e a questa riunione, a questa adunanza, partecipò Manlio Morgagni e tra l'altro partecipò Marinetti a questa adunanza, che prese anche la parola. Poi Marinetti si allontanò dal fascismo. E quindi però fu un sansepolcrista, quindi fu tra quelli che assistettero e parteciparono attivamente alla fondazione dei fasci. E Manlio Morgagni, anche lui era un sansepolcrista, era talmente, come dire, fedele, seguace di Mussolini, che quando Mussolini il 25 luglio del 43
nella famosa seduta del Consiglio venne sfiduciato e venne nominato al suo posto Badoglio, con tutto quello che sappiamo che successe dopo, e fu una congiura ordita dal re insieme ad altri personaggi, a Dino Grandi e ad altri personaggi importanti del fascismo. Quando Mussolini fu deposto, sfiduciato e poi arrestato, perché all'uscita dell'incontro del Gran Consiglio fu arrestato, il Manlio Morgagni non resistette al dolore e si uccise. Tant'è che appunto nella tomba, nella parte ad arco alta, nella foto non si vede, ma c'è una dedica di Mussolini, perché insomma adesso io non voglio fare nessun tipo di commento politico perché non è di questo che stiamo parlando, certo. stiamo parlando di storia. E quindi quando si parla di storia mettiamo per un attimo da parte qualsiasi convinzione politica. Sì. Mussolini rimase molto impressionato dal suicidio di Manlio Morgagni, perché si suicidava perché lui era stato arrestato, e quindi l'epigrafe di Manlio Morgagni è proprio di Mussolini. Quest'opera è meravigliosa, quindi è anche molto ben tenuta. Le statue sono proprio bianco, di marmo di Carrara, statuario bianchissimo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Questi due fratelli, ecco, Manlio Morgagni fu direttore durante il fascismo dal 24 alla morte, fu il fondatore dell'agenzia di stampa Stefani, il direttore, non il fondatore, che è l'attuale ANSA. Sì. L'agenzia di Stefani, che quando c'era Manlio Morgagni era sicuramente filo Mussolini, è la progenitrice, l'antenata dell'attuale ANSA. E quindi questi due fratelli, insomma, tutti e due a loro modo sono... La via è dedicata solo a Tullio, perché Manlio non ha la stessa importanza. Tullio, per aver inventato queste 3 gare ciclistiche, aver fondato dei giornali sportivi, mi sembra un grande personaggio. Tra l'altro faccio notare che al Monumentale c'è anche la tomba di Gino Palumbo, che è stato direttore della Gazzetta, Sì. che è una bellissima tomba di bronzo, una lapide con incise le testate del Corriere e della Gazzetta, perché lui era il direttore della Gazzetta e vice direttore del Corriere. Doveva diventare direttore del Corriere, ma si ammalò e quindi rinunciò all'incarico, non lo prese perché sapeva che sarebbe morto. E quindi questa tomba è molto molto bella, molto suggestiva. Questo per dire sempre, no, io del Monumentale parlo sempre volentieri perché è un luogo che amo molto e che conosco, guarda, mi rendo conto delle volte quando ci vado con altre persone. Ieri ero lì per una passeggiata filosofica. Cosa vuol dire passeggiata filosofica? C'era una psicanalista che si chiama Laura Campanello, che io amo molto, scrittrice anche di libri, cercate i suoi libri, Laura Campanello. Lei si occupa di fine vita, si occupa di hospice, si occupa e quindi è sempre a contatto con la morte, no? Con quello che succede alle persone che muoiono, ma soprattutto alle persone che restano. E Laura ha voluto fare una passeggiata al Monumentale commentando alcune opere proprio per raccontare questo tema dell'addio. E quindi siamo andati a vedere delle opere che appunto rappresentavano un momento di separazione, ma anche delle opere, dei monumenti che rappresentavano il tempo, inteso come il dio Cronos. E lì si apre un altro capitolo straordinario su il significato di questa divinità olimpica. Ed è stata una passeggiata bellissima perché io descrivevo l'opera sotto il profilo artistico e di chi c'era seppellito, eccetera. E lei invece faceva una riflessione sul tema di quell'opera. In realtà abbiamo indagato 3 temi.
il dolore, la disperazione del dolore che ti prende quando perdi qualcuno che ti è caro, il momento proprio della separazione, cosa succede, e poi il significato che ha nella nostra vita il tempo. Perché io dico sempre una cosa, sai, si dice il tempo che passa, ma il tempo non passa, il tempo è fermo, siamo noi che attraversiamo il tempo, no? E il tempo per ognuno di noi ha un significato diverso. E nel monumentale ci sono questi bellissimi monumenti che rappresentano il dio Cronos, figlio di Urano e Gea, ed è il tempo, ed è sempre rappresentato allo stesso modo. Un vecchio con la grande barba, appoggiato sui gomiti, che guarda nel vuoto con fare assorto ma distaccato, come a dire: cosa volete da me? Io sono il tempo, non mi venite a rompere le scatole, perché io sono qui e sempre ci sarò. Sai che ha il suo senso. Noi attraversiamo il tempo. Questa è una prospettiva che non avevo mai considerato, ti dico. Perché io ho sempre invece pensato che è il tempo che corre alle nostre spalle e che ci frega. Dice, ammazzo il tempo. No, alla fine è il tempo che ammazza noi. Questo è il Certo, punto. assolutamente. È così. Straordinario. Senti, ma proviamo ad andare adesso alla parte, diciamo, più leggera di questa nostra conversazione e Sì. andiamo a questa fotografia qui che arriva dritta dritta da Avvenire, eccola qua, e salutiamo i colleghi di Avvenire. Il 1° aprile del 1925 cosa succedeva a Milano? 100 anni fa, quindi sarà dopodomani 100 anni, che lo festeggino questo avvenimento. Viene inaugurato il primo semaforo in Italia, perché a Parigi e a Londra credo che in America già c'erano. In Italia il primo semaforo è a Milano e non ha solo 3 colori, non solo bianco, verde, rosso e arancione, ma c'è anche il bianco. E questi 4 colori si alternano per far passare il tram, i pedoni, le macchine: fermati, arrestati, vai avanti, passa tu, passo io. Crearono un tale casino, visto che nessuno c'era abituato e che comunque erano sincronizzati forse in un modo un po' rozzo ancora, venivano azionati dai vigili, non erano automatici. E quindi il vigile azionava questi colori e successe un gran casino, per cui si ingorgò tutta la zona e i milanesi, appunto, come dicevi tu all'inizio, dicevano dura minga, dura no, perché è una cretinata, guarda lì cosa succede, invece di snellire il traffico lo rende, che poi chissà che traffico c'era all'epoca, Nino, chissà quante macchine passavano. Oggi a Milano ce ne sono più di 700 di semafori, tra l'altro. Ecco, appunto, Esatto, hai detto bene. Da Avvenire scopriamo che praticamente questo prototipo aveva 4 colori, oltre al rosso, giallo e verde c'era anche il bianco, con abbinamenti ben precisi. Rosso stop alle automobili, bianco e rosso via pedoni e stop ai veicoli, giallo via i tram, verde via auto e motocicli, giallo e verde via tutti dei veicoli indistinti. Tra l'altro funzionava 4 ore al giorno, dalle 15:15 alle 19:15. Straordinario, veramente. Sì, capisci che si creò un casino tremendo, perché appunto non riuscivano a capire i colori, no? Bianco e voleva dire chi doveva passare, quando e come e perché. Pazzesco, Fantastico. veramente. Aprile si festeggia il primo semaforo, vediamo se qualcuno se lo ricorda. Io non credo, perché purtroppo questa è una cosa che succede, perché succede, è inutile fare poi i nostalgici, ma ci sono tante cose che non ci si ricorda più e sono invece delle cose che tutto sommato varrebbe la pena di tenere care, no? Certo, certo. Adesso magari il semaforo no, ma sì, no, mi piacerebbe invece che qualcuno si ricordasse del semaforo, perché poi ci sono tutte le giornate, no? La giornata di questo, la giornata di quello, internazionale, ogni giorno c'è la giornata internazionale di qualcosa, a parte quelle tipo il papà, la mamma, eccetera, eccetera, l'amore, l'8 marzo, eccetera.
Il 22 marzo è anche la giornata internazionale dell'acqua. Infatti. E la prossima volta, sai cosa? Raccontiamo magari, indaghiamo un po' la questione dell'acqua a Milano, perché proprio stamattina ero al bar, luogo dove io sto molto volentieri, e c'erano delle persone che dicevano: ah, l'acqua di Milano fa schifo, e io non sono d'accordo, perché lungi dal voler difendere l'amministrazione comunale che ha un sacco di pecche, ma l'acqua a Milano non è affatto cattiva, per una serie di motivi proprio. Magari è il tuo condominio che ha delle condutture che fanno sì che l'acqua che arriva è buona dall'acquedotto quando sale a casa tua non lo sia più. E quindi Esatto. però l'acqua di Milano che viene presa molto in profondità, e lì c'è tutta la storia delle vedovelle, no? Delle Sì, i fontanelle che nasoni. hanno come si dice, un compito ben preciso proprio legato alla purezza dell'acqua. Magari ne parliamo settimana prossima, se non troviamo cose più interessanti. Molto bene. Senti Carla, per andare verso la conclusione di questa chiacchierata e ringraziandoti come ogni lunedì, ma in che ricordiamo al resto d'Italia non è un insulto. No, in che vuol dire oggi? È questa newsletter del Corriere della Sera dove io ogni sabato pubblico una tomba e una storia in pochissime righe, cioè devo condensare, fai conto come il buco nero, no? Immagino io quando il buco nero si risucchia le stelle, devo condensare la storia del defunto, dell'opera, in 600 battute, che tu che sei giornalista sai benissimo che sono veramente poche. E questa settimana ho vero. raccontato la storia appunto di Daniela Samuele, questa straordinaria nuotatrice a delfino che è ritratta nel suo monumento mentre nuota a delfino, e lei è intestata la piscina comunale di Via Mecenate perché lì è successa una cosa terrificante nel 1966, adesso non me lo ricordo, ma aspetta che guardo, l'ho scritto su Facebook, e quindi questo gruppo di nuotatori, cioè non del gruppo di nuotatori, la nazionale italiana di nuoto, Sì. che era formata da 8 ragazzi, si imbarca su un volo per andare a Brema a fare una gara propedeutica alle Olimpiadi, quindi il 66, per capirci, no? Sì. Era il 28 gennaio del 66 e questi 8 ragazzi si imbarcano su questo volo, dovevano prendere una coincidenza a Francoforte per andare a Brema, dove ci sarebbero stati queste gare che anticipavano le Olimpiadi. E tra l'altro su questo aereo si doveva imbarcare anche un giornalista che aveva litigato con la federazione e non si imbarcò. Mi sembra che si chiamasse Sapio. E quindi si salvò. E di nuovo il destino, no? Perché tu ti salvi e tutti gli altri muoiono? Questi ragazzi arrivano all'aeroporto di Francoforte con 9 minuti di ritardo. L'aereo arriva con 9 minuti di ritardo e loro perdono la coincidenza per Brema. Prendono la coincidenza l'aereo successivo, e l'aereo successivo sul cielo di Brema, atterrando all'aeroporto, c'era nebbia, c'era pioggia, non si vedeva un tubo, c'erano 700 metri di visibilità, supera la pista di atterraggio, va fuori dalla pista di atterraggio, si schianta e si incendia. E ovviamente muoiono tutti, compresa Daniela Samuele, che aveva 17 anni, studiava al liceo artistico di Milano. Non so se fosse l'unica milanese, ma credo di sì, perché tant'è che le intestano la piscina solo a lei. E la cosa carina, poverina, proprio che ti mette una gran tristezza, è che lei aveva 17 anni e aveva messo in valigia un vestito di chiffon da sera, perché era talmente sicura di vincere questa gara a Brema che si era preparata a essere elegante alla premiazione. E quindi muoiono tutti questi ragazzi, una specie di Superga del nuoto. Ne scrissero Pasolini, che rimase esterrefatto e disse delle cose, tipo, ma perché succede una cosa come questa? Cioè proprio si rifiutò di capire come poteva succedere una cosa così. Ne scrisse Buzzati sul Corriere. E da allora c'è una Coppa Brema, una Coppa Vittime di Brema che si svolge ogni anno, ogni volta in una città diversa.
E quindi anche Daniela Samuele è una milanese che merita di essere ricordata. Chi va alla piscina di Mecenate, ma si chiederà chi è questa Daniela Samuele a cui è intestata la piscina, perché noi tra l'altro siamo tutti molto distratti, cioè vai alla Sì. piscina a nuotare e vedi che si chiama Daniela Samuele, ma quanti si chiedono chi era Daniela Samuele? Secondo me quasi nessuno. Hai capito? Allora, un giorno, forse te l'ho già detto, ma te lo ridico, un mio amico filosofo disse, voi dell'Associazione del Monumentale, dissotterrate i morti. Ecco, questo è il più bel complimento che mi sia mai stato fatto nella mia vita. È quello che penso anch'io, ed è un'opera di giustizia perché vengono sottratti all'oblio, Esatto. che è la vera morte totale. E poi noi portiamo la gente a vederli, raccontiamo le storie lì dove loro sono per la loro ultima dimora, hai capito? E quindi c'è anche, come dire, una partecipazione, come si dice da dopo il Covid, questa orrenda espressione in presenza, una cosa che Sì, avviene in appunto. presenza. Infatti, parole veramente orribili, mia cara. È veramente orribili. Comunque, noi portiamo proprio le persone a ricordare questi eroi in tutti i campi. Poi magari appunto piccole storie, perché non è detto che sia sempre l'eroismo a livello degno di passare alla storia. Però sono storie che noi raccontiamo e questa è un po' la differenza quando mi si chiede in che cosa è differente la mia attività al Monumentale dalle guide turistiche, no? È questo, Sì. perché a me non interessa, sì, certo, faccio vedere anche le grandi opere, i grandi artisti, tutto quello che c'è da vedere e che la gente vuole vedere, ma poi vado a raccontare queste storie e questo lo facciamo solo noi. E io l'ho fatto nei miei libri. E questa E è la non ti cosa più scordar di importante. me, che è uno dei miei primi libri sul Monumentale, racconto la storia di Daniela Samueli c'è E questa è la e cosa più tante altre importante. storie. Guarda, sai un'altra storia che racconteremo? La storia Mm. di Gabi Angelini. Gabi Angelini era un'aviatrice giovanissima che morì nei cieli africani, anche lei è una milanese che va ricordata. E allora, avremo modo di narrare anche questo, cara Carla. Io Anche la storia intanto... di Gabi, da Little Gabi, perché in America la celebrarono come Little Gabi. Che bella roba. Senti, ci ritroviamo allora tra una settimana. Io ti ringrazio come sempre del tuo tempo e grazie per questo lavoro dignitoso e nobile che fai nel dare voce a chi apparentemente non ne ha più. Ce l'ha più. No, grazie a te perché il mio lavoro vale perché lo posso comunicare. Se me lo tenessi per me sarebbe poca roba. Siamo qua per questo, se no non avrebbe nemmeno senso starne a parlare in una radio. Grazie. Grazie Nino, a te che mi dai questo spazio, grazie a chi ci ascolta e alla prossima. Avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi. E la gente che vive, che lavora, che si diverte, che respira in mezz'ora da Piazza del Duomo, arrivi dove vuoi. Alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net.
Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.